tes Canaris, le isole Tenerife e La Gomera sono une di fronte che altre. La Gomera è dista di Tenerife 30 km e è quasi del tutto montagnosa. E conta 20.000 abitanti e come grandezza è la penultima delle 7 isole. Se di Tenerife si vede La Gomera, anche da Gomera si vede Tenerife. C'è che si nota di più è il Teide, che con i suoi 3.718 metri è il vulcano più alto di tutta la Spagna. I primi abitanti delle Canarie sono stati i Guanci, una popolazione berbere venuta dal Nord Africa, anche in età preistoriche. Pacifici e coraggiosi, i Guanci di età di miez a scugnire difendersi delle invasioni spagnole, perdendo la vita o lasciandosi sclavizzare. Si tratta di un vero e proprio massacro, ma vuoi però che il popolo viene ricordato con rispetto in tutto l'arcipelago. La sua cultura è di scomparire, ma sul territorio è lasciato tanti solmis. Anche se tes Canaris La Gomera è una delle isole mancul visitate, la natura le fa di parone. La montagna più grande è il Garaconai, alto 1487 metri, e si chiama così anche il Parco Nazionale, dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Qui o ricordi la escursione guidata che con Maria e Riccarda, la nostra amiche, ho fatto dal mese di marzo dal 2015. Parlate Gomera si chiappa il feribot partendo dal Puerto di Los Cristianos di Tenerife e il viaggio al dura 45 minuti. Arrivati dal Puerto di San Sebastián de la Gomera, con la corriere o lì su banda il Garaconai ammirante il panorama montagnoso delle isole e il mare che si vede di lontano. This Lauri Silva. Hello, listen to me. Lauri Silva. Silva is... Dal mese de fumate si fermina a il barranco di Santiago. E a ammirarsi che resta dal vulcano chiamato Roque de Agando. Queste ponte monolitiche era il tapon di lave dal cratere del vulcano. Cullà dal tempo la ponte è frenata giù e è restata in pins dove il tapon solidificato di lave. Questo Grand Cret è il simbolo di Gomera e il monumento naturale più importante dell'isola. Insieme al Parco Nazionale Garaconai, che è uno dei più grandi e rari boschi di laurisilva del mondo. Queste maraviglie è la continuazione fossile delle foreste umide subtropicali che più di 40.000 anni fa e cuvierzeva tutta l'Europa. Una foresta simile, con arbori plurisecolari di eriche e orar, al di vuoi si può citare dome te isole di Madeira e te isole Azoris. Dal sottobosco sono tanti planti rari, endemici, tra che la rosa del clap, il tacchinaste piccante e il dint di leon, una varietà di tale grandissime che si lecciate dome chi. Ma anche altri planti rari che ho potuto conoscere meglio in un giardino specializzato. La nostra guida, istruita e disponibile, non sa subito colpito per sua originalità.
Si può notare il particolare riguardo che aveva per noi altri italiani ogni volta che Maria e Riccarda arrestavano un po' in daur. Italia? Oh. Oh. Juntos, insieme, together, come. Lei è anche stato bravo a portare in davanti la performance dai civiladors fatte dal ristorante dove che ho gustato. Fevelà civilant è stata per secoli la lingua dai contadini de Gomera. Una volta adopravano il civil tra di loro per salutarsi e per fevelarsi di una montagna che altre. Abitudine quasi discomparide, che le autorità attentano di salvare insegnando la tecnica ai frutti di scuole dal DDV. Seguendo gli esempi allora dal civilador che l'organizzazione non si è mettuta a disposizione. Otro ejemplo. Another example, Also noch ein Beispiel. Une bouteille d'eau. Eine Flasche Wasser. A bottle of water. Una botella de agua. Con gas. Sin gas. Another example. Look. A banana. Eine Banane. Un Banan. Un plátano. Eine kleine Banane. Un petit banane. A small banana. Un platanito. ¡Qué bueno es el platanito! Un applauso! Continuando la visita guidata delle isole Gomera, ho sin passato per Agulo, vi è il paese sulla queste. Ermigua, una vallata creata dall'implosione di un vulcano che all'ieri lì, quest anche dominat di due dinch montagnosi chiamati Roques de Pedro. La visita d'eglesiute col Christ sentat, in place l'arbol secolar che anche se tu lutais per sotto, el nas sempre un'altra plante. E la palme che salta fuori di un tet. Più in davanti, tornando a casa, ho sin passato donde de dighe de las Rosas, col so grand invas di aghe. Dopo, vi ho dovuto il stesso invas dall'alto e dal mezzo dal verde, ho potuto ammirare tutte le vallate. Tra il rumore del motore del corriere, per fortuna, si può sentire anche il bellissimo canto di un uccellotto. Tornato dal porto a San Sebastián de la Gomera, dopo dai saluti, ho sin montato sul feribot diretto Bande Los Cristianos di Tenerife. Dai 45 minuti di viaggio, ho avuto modo di pensare agli chasutis e entre gli dolci valadis che apparevano pitturati dai flanchi delle montagne. Ho pensato al verde des antichis forestis, aes formis e aes bielecis des plantis raris, ai colors des rosis mai viodudis. Una gita plena di maraveis passata in un lamp. Quest paesaggi di Flabe, allora, non sa fatto voglia di tornare a che piccole ma preziose isole della Gomera per continuare la visita delle prossime gite. Se volete venire anche voi altri, potreste, io dissi là. Mandi!